Infatti. Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo come dico sempre siamo in diretta sulla pagina Facebook. Andiamo dall'Elisabetta Corazza che è in redazione, lì lei da sola, se ha qualche novità dal web, c'è qualche novità Elisabetta? No, ti posso far vedere un video simpatico se vuoi. Sì, toglici da queste pressioni che abbiamo. Cosa? No, va bene, così almeno un po' ci rilassiamo un po', insomma. Sì, ti faccio vedere in questi giorni che comunque, insomma, è stata Pasqua, precedentemente c'è stata la Domenica delle Palme, insomma, molti seguivano le messe da casa. Invece, negli Stati Uniti si sono organizzati per fare il drive-in e quindi per andare a messa a seconda nelle proprie macchine e ascoltare la predica e tutte le cerimonie. Questa è una chiesa luterana, appunto, degli Stati Uniti, che ha fatto così la messa, insomma, per questi giorni pasquali. Beh, è una bella idea, se la facciamo qui a Padova in Prato alla Valle ci sono più macchine che non so cosa, dunque è sconsigliabile credo per poterla fare. Magari a Cadone si può fare, lì magari il paesetto è più piccolo, però se vanno in tanti in automobili deve avere un piazzale di quelli davvero incredibili. Cosa ne pensate dopo questo giro di collegamenti che abbiamo fatto sotto un profilo economico? Pipitone, Chiesaro e anche Troisio, cosa ne pensate? Guardi, che le banche daranno? Prego Troisio. Sì, allora sicuramente sì, perché i banchieri non vedono l'ora di fare banchieri, nel senso che la marginalità che ci sono sui prestiti sicuramente porta un guadagno alla banca. Se c'è la garanzia dello Stato, io sinceramente nel momento in cui sono snellite le pratiche burocratiche, vengono date delle indicazioni precise di come fare, non vedo nessun ostacolo sinceramente. Ma la banca le dà precise? Con tutto quello che abbiamo visto ultimamente sulle banche? Se ricevono delle indicazioni certamente sì, perché no? No, abbiamo visto la Popolare di Vicenza, abbiamo visto insomma, di quello che è successo nelle varie banche tempo fa, insomma, che davano indicazioni, però non erano molto utili agli investitori o alle persone che ci andavano Troisio, le banche una volta, parlo fino a poco tempo fa. Sì, allora questo sicuramente, poi bisogna anche chiaramente considerare il fatto che dei precedenti poi creano anche dei protocolli operativi, cioè memori degli errori delle esperienze passate. Adesso qui in gioco ci sono tantissimi aspetti importanti per cui le banche sicuramente a mio parere, e parlo sempre a titolo personale, faranno la loro parte. Certo. Marco Chiesaro? Guardate, io, siccome purtroppo ho questa ambivalenza, no? Cioè sono sindaco ma allo stesso tempo cammino per strada e vengono molti imprenditori, artigiani, commercianti del mio comune, e io vedo che molti andranno a chiedere prestiti, ma andranno a chiedere prestiti per pagare le tasse. Però Marco, l'operazione che è stata fatta, come diceva anche Pipitone, e come ha detto tutti quelli collegati, mi sembra anche con una certa moderazione. Lo sa perché? Perché se Barretta avesse detto delle inesattezze, la parte opposta, in Marcato e in Bitonci, sarebbe un attimino un po' più agitato, un po' più arrabbiati. Invece li ho visto sì che hanno detto la loro posizione, però non sono del tutto insoddisfatti di quello che sta facendo il governo. Anche lei stesso, mi sembra di aver capito questo, e quindi mi sembra che le operazioni in breve tempo come sono successe, adesso sta a vedere, io l'unica preoccupazione che continuo a dire alle banche, perché la prossima settimana, come diceva lei, gli imprenditori vanno lì e le banche devono far vedere che tutto quello che è stato detto, e come diceva Troisio, verrà rispettato nei tempi dovuti. Sì, è tutto lì il giochetto, perché se domani va Chiesaro in banca e la banca glieli dà immediatamente, va a Pipitone e glieli dà, i 600 glieli dà, i 3.000 glieli dà e non mette tutta la burocrazia, credo che si risolva un piccolo problema che era un grosso problema. Dà sicuramente una mano, però alla fine l'aspetto negativo della crisi la incassano gli imprenditori. Sì. La incassano gli imprenditori, perché io adesso ho perso 2 mesi di fatturato, devo andare in banca a chiedere prestito per il fatturato che poi dopo lo devo pagare a rate, e questo vale per tutti gli imprenditori, artigiani, commercianti. Chi lo deve pagare? Lo Stato deve fare lo Stato, lo deve pagare lo Stato. Ma non abbiamo soldi per farlo. Lo deve fare lo Stato, lo deve fare lo Stato, certo, lo deve fare lo Stato, se è lo Stato, come fanno gli altri paesi. Io invece avrei fatto diversamente, mi scusi Chiesaro, avrei dato i soldi all'imprenditore. Non dico mica tutto il fatturato. No, non li avrei dato, ovviamente come ha fatto, non avrei fatto pagare le tasse per un anno, punto. E poi i soldi li avrei fatti a ritorno a 10-15 anni, avrei fatto quello. Sì. Però lo Stato deve ritornare, deve riavere i soldi, se no... Però lo Stato siamo noi?
O no? E siamo noi. Appunto. Appunto E quindi lo Stato deve fare lo Stato. Se lo Stato siamo noi, se lo Stato dà 100 miliardi all'economia italiana, lo dà all'economia italiana, cioè lo dà sempre a se stesso. Okay? Quindi non è come fare debito come si faceva negli anni 90, che costruivano quei palazzi ovunque e poi rimanevano lì, giacevano, e dopo li abbiamo dovuti anche armare e buttare giù perché erano sprechi. Questo non è spreco, perché i 100 miliardi vanno all'economia, agli artigiani, ai commercianti, ai lavoratori, ai disoccupati, vanno a tutto questo tessuto che poi riparte. Senta, Schesaro, però io ho paura. Senta Schesaro, io sono un cittadino, un imprenditore di Cadone. Lasci stare il problema, le faccio una domanda anche banale, no? Lasci stare il problema del coronavirus, togliamo un attimo. Sono in difficoltà e vado dal mio sindaco. Caro Schesaro, io sono in difficoltà, sono una persona seria, mi dai 10.000 euro, 20.000 euro? Lei cosa mi risponde? Come posso dargli io 10.000 euro? Perché ha 1,6 milioni, 1,6 miliardi di bilancio, mi può dare 20.000 sì, allora io come sto facendo per esempio adesso? Ma lei no, mi risponde, sì, le dico io come posso fare. Allora se io potessi darglieli... No, se potessi me li può dare o no? Certo. Ma il sindaco non me lo può dare, lo Stato può farlo? Ma lei in quello caso rappresenta lo Stato? No, non confondiamo pere per pere cotogne, è un'altra cosa. Io sono un sindaco e gestisco i soldi, cioè le tasse dei miei cittadini e una parte di saldo e mi arriva indietro dallo Stato. Bene, io posso fare tante cose, posso abbassare le aliquote, posso dare dei bonus. Ma non può prestarmi soldi? Come faccio a prestare i soldi ai cittadini? Sono mica una banca io? No, ma lei non sono lo Stato. Fa parte, è un sindaco che dovrebbe aiutare la comunità. Allora come fondo perduto? Mi scusi, Schesaro, sto andando come provocazione, perché sicuramente non li può dare, dai santo Dio, come non può fare lo Stato? Perché è per il motivo che lei diceva prima, per il motivo che poi lo Stato siamo noi, e quindi per forza di cose non può tutta la gente andare lì a chiedere i soldi senza nessuna garanzia. Scusa un attimo, ma se mi muore il tessuto produttivo, ho capito. Quanti miliardi ci vogliono dopo? Ho capito, ma se le muore l'azienda più importante di Cadone che le è venuta a chiedere 50.000 euro e lei giustamente non può darli. Io non glieli posso dare perché non li ho. No, lei li ha. No, come faccio a averli? Il mio bilancio sono 16 milioni di euro. Siamo 16.000 abitanti. 20.000 abitanti. Siamo 16.000 abitanti. 50.000 euro se vuole. A ogni cittadino me lo chiede? No, a uno che glielo chiede, a uno. No, allora cosa facciamo noi? Cosa facciamo noi? Stiamo facendo dei bonus ad hoc. È difficile, Schesaro. Ascolti, lasci perdere. È difficile. Ci arrampichiamo anche noi sugli specchi, ma cerchiamo di fare il possibile per dare una mano alla gente che ha bisogno. Sono d'accordo, perché quello che ha fatto il governo ha fatto benissimo la solidarietà alimentare. Che ha il cuore d'oro, ma quando non si può, non si può. Ma quando non si può, ma cerco di farlo. Cos'è che facciamo che altri vedo e stanno incominciando a copiare? Diamo dei bonus, per esempio alle cartolerie, ai baby, a quelli che nascono, ai bar, come tutti i comuni, esatto, ma quello fanno. Dai 20 euro e 30 euro per abitante, giusto? Io le sono venuto a chiedere 50.000. No, è così, però quello che lei ha detto è interessante, cioè se un cittadino, un'impresa ha bisogno, deve andare a chiederli allo Stato, perché quello che sta accadendo non è perché lui è un incapace, è perché gli è capitato a testa una sciagura però mondiale. lo Stato ti dice non li ho, perché siamo un popolo indebitato, non li ho, come dice il sindaco di Cadone a un imprenditore che va a chiederli, non posso, non li ho, la stessa cosa. Io se sono stato, stiamo entrando sul no, se sono stato aumento il debito. Aumento il debito. Io non so chi pagherà tutto questo debito prima o dopo. Ma se abbiamo 2.000 miliardi di risparmi privati e abbiamo 2.400 miliardi di debito, è come lei se guadagnasse 100.000 euro all'anno e avesse 140.000 euro di debito. È un debito insostenibile? Se tutti gli anni così è insostenibile. Ma se lei guadagna 100.000 euro all'anno e ha 140.000 euro di debiti, è un debito insostenibile? No, ma se tutti gli anni ho 140.000 che poi aumentano i 40, diventa insostenibile. Ma non abbiamo collegato Patrizio Bertin, così adesso parliamo con lui, e Vincenzo Marinese, rispettivamente Presidente di Confcommercio Veneto e Presidente di Confindustria di Venezia, quindi adesso parleremo anche con loro. Era una diatriba che era nata così, poi mi fa intervenire era un po' un'esagerazione perché non è facile da completare. Allora, buonasera Bertin. Buonasera. Cos'ha lo stemma del Padova, Bertin?
se non lo tiriamo fuori in questi momenti qua che siamo depressi. Allora le consiglio di guardare Primus Inter Pares mercoledì sera, perché mercoledì sera per la prima volta in questo periodo di coronavirus farà una puntata dedicata al calcio. Il titolo della trasmissione sarà Il pallone che si sgonfia e quindi ne sentirà di belle, davvero le consiglio perché avremo collegamenti importanti a livello nazionale, quindi ne parleremo. Però è bella quella maglietta, dunque ne sono molto innamorato. Allora, sentite i ragionamenti che stavamo facendo, Bertin? Sì, li ho seguiti e sono state fatte delle analisi chiaramente un po' così. Se io ho bisogno vado in comune a chiedere soldi, non mi sembra che sia diciamo, no, era una provocazione, Bertì, era una provocazione quella al mio amico Marco Schesaro, era una provocazione. Sì, adesso stiamo passando un momento estremamente serio, estremamente grave. Noi abbiamo il problema che le imprese sono chiuse, molte nostre imprese sono chiuse. Per rimettere in moto la macchina ci vorrà molto, ma molto tempo. Questa è la preoccupazione delle imprese. Noi sinceramente le posso dire che non è che stiamo andando in cerca di soldi, noi andiamo in cerca di lavoro, vogliamo lavorare, vogliamo aprire le nostre imprese con tutte le regole, con tutte le discipline, con tutto quello che si può fare nel rispetto della sanità e della salute pubblica. Però noi abbiamo bisogno di aprire le nostre imprese. Questo anche l'ultimo decreto, le cartolibrerie, se uno deve stare a casa anche nella cartolibreria, se uno si può muovere perché ha la facoltà di girare rispettando le regole. Quindi mi sembra che in questa situazione qua siamo arrivati un po' in ritardo. Adesso ho sentito che il governo ha messo in piedi una squadra di tecnici che dovrebbero studiare la maniera più semplice per rimettere in moto la macchina. Beh, io questo l'avrei fatto il giorno della chiusura. Allora facciamo così, Bertì, perché poi c'è collegato anche il presidente di Confindustria di Venezia, Vincenzo Mannese. Facciamo vedere un servizio che riguarda appunto le imprese in difficoltà e poi ne parliamo con lei e che con Marinese. Andiamo a vedere il servizio. Quadro drammatico quello che emerge dai dati raccolti dall'Osservatorio economico della CNA di Padova sull'emergenza coronavirus e sull'impatto sulle aziende. Oltre alla perdita di fatturato, le imprese devono fare i conti con la mancanza di liquidità. Quasi 6 imprese su 10 hanno visto più che dimezzare i saldi del conto corrente. Un ulteriore 18% deve fare i conti con un ridimensionamento tra il 20 e il 50%, ovvero almeno 3 imprese su 4 ha problemi. La conferma viene dal fatto che appena il 32% delle aziende ha una liquidità sufficiente a sostenere per più di un mese la normale operatività aziendale, pagamento dei dipendenti, dei fornitori, delle utenze, degli eventuali prestiti bancari e delle imposte, mentre il 30% è davvero con l'acqua alla gola, con un orizzonte massimo prima di andare in rosso di un paio di settimane. Per affrontare la situazione, per il 43% delle imprese è necessario ricorrere al credito bancario, con l'auspicio che i provvedimenti del governo e l'atteggiamento delle banche garantiscano un accesso rapido e poco oneroso. La situazione complessiva delle imprese non vede la luce. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia, identificata con l'entrata in vigore delle limitazioni per i pubblici esercizi negli orari di apertura e fino al termine degli ultimi provvedimenti ministeriali, si stima che il sistema economico padovano abbia perso oltre 1,6 miliardi di ricchezza, pari a quasi il 6% del PIL annuale, determinata dalla chiusura di circa 57.000 aziende, 2/3 del totale delle attività imprenditoriali provinciali e coinvolgendo 223.000 addetti, 6 su 10. Bertini, ho fatto vedere questo servizio perché lei aveva iniziato nel dire abbiamo bisogno di lavoro, però mi sembra che per iniziare a avere lavoro bisogna avere anche un po' di liquidità, visto il servizio che abbiamo mandato in onda. Guardi, direttore, io ho ascoltato attentamente tutti i suoi ospiti e io spero che il professor Ferretti abbia
questa sua insomma, visione che sia realistica. Condivido anche l'analisi fatta da Bitonci, perché insomma non si può dire che non sia perfetta nell'esame della situazione. Però io devo dire una cosa, che in questo momento lei si immagini, ma non è che riguarda solo il commercio, riguarda proprio tutto l'indotto, le aziende che stanno producendo vestiti, ok? Che sono chiuse, che non sanno come riapriranno perché i negozi sono chiusi. Cioè c'è tutto l'indotto che non ha in questo momento una visione di come e quando ripartire. E allora, prima di dire quanto mi serve, devo capire quando riparto, perché allora lì riesco a quantificare quant'è la mia cifra. E io spero che le banche siano preparate e pronte per dare con meno burocrazia possibile liquidità alle imprese. Ma è una cosa successiva. Adesso le banche sono chiuse, quindi figuriamoci se ci danno risposte. Fermo lì. C'è tutta una situazione che... No, fermo Liberty, perché abbiamo anche, come dicevo, Vincenzo Marinese, che ho sentito la sua voce sottofondo collegato, che è il presidente di Confindustria Venezia, e che mi sembrava volesse entrare nel suo ragionamento, così abbiamo entrambi. Allora saluto Vincenzo Marinese, che dovremmo vederlo fra poco in video, e quindi ho sentito che stava entrando nel ragionamento di Bertin Marinese. Eccolo qui. Buonasera Marinese, sì. Grazie. Buonasera, riprendendo il ragionamento di Bertin, ma sarò molto più duro perché la trasmissione l'ho seguita, sento commenti a fum di cotone quando qui il fondo non abbiamo toccato, l'abbiamo bucato, e le parole di Baretta mi preoccupano ancora di più. Le parole di chi non fa impresa sono parole preoccupanti, sì. Perché bisogna saper capire quando ripartiamo e come ripartiamo, perché la ripartenza non è sinonimo di ripresa, è sinonimo soltanto di apertura, ma l'apertura non è sinonimo di fatturato, è tantomeno di utile, è tantomeno di generare cassa per pagare i debiti. Allora io faccio una domanda a tutti voi e datemi per favore una risposta. Ci sarà prima o poi una ripresa? E se sì, come faremo a sopportare la ripresa quando avremo esaurito tutto il nostro merito creditizio? Perché questi soldi che ci danno nel decreto ci definiscono beneficiari. Nel decreto siamo diventati beneficiari di un debito. Nel decreto è scritto testualmente che qualsiasi azienda debba gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali. E allora io mi chiedo, quando un'azienda deve ripartire e deve anche pagare i propri fornitori e debba pagare i propri debiti, ma come fa senza fatturato a mantenere il livello occupazionale? Io mi chiedo come si fa a generare e a non capire che ci sono 7 milioni di persone in mezzo alla strada, 7 milioni di persone che vivono in cassa integrazione e che vivono dei 600 euro al mese, 7 milioni su 40 milioni di persone che lavoriamo, perché 10-20 milioni li abbiamo tra disoccupati e giovanili e altri 10 milioni li abbiamo tra pensionati. Ma come si fa a non capire che siamo allo stremo, che ne abbiamo piene le palle? E quindi, sì, ma cosa dovrebbe fare? E quindi cosa deve fare il governo, Vincenzo? Bisogna fare 3 cose. La prima, ascoltare. Allora, l'ascoltare vuol dire metabolizzare i consigli di chi fa impresa. Il debito deve essere a 25 anni, perché deve essere sostenibile, perché domani mattina, quando ci sarà la ripresa, la rata che pagheremo come imprenditori deve essere sostenibile, sì, non può equivalere al 4% del fatturato, perché non ce la faremo, perché al 4% del fatturato non ce la faremo. Secondo, bisogna abbattere gli oneri finanziari, perché non è vero che gli oneri finanziari sono mitigati nel decreto, sono al 2%. Io pago meno, io come impresa pago meno. E terza cosa, bisogna investire sul futuro e bisogna piantarla di creare i comitati. Noi dobbiamo sburocratizzare questo paese, dobbiamo renderlo snello, dobbiamo renderlo competitivo, dobbiamo sconfiggere con tutte le forze l'evasione, ma non andando a investigare le aziende che già dichiarano, andando a investigare e punendo chi non dichiara.
La dobbiamo evitare, la dobbiamo piantare di vessare chi lavora e chi produce dalla mattina alla sera, perché non vale la pena fare le verifiche fiscali a gente che dichiara tutti gli anni. Il sottoscritto è soggetto a verifiche fiscali da 6 anni a questa parte. Da 6 anni a questa parte che io sono a stretto contatto e parlo di me stesso perché bisogna metterci la faccia. La mia azienda è a stretto contatto con l'Agenzia delle Entrate, non se ne può più. Bisogna andare a sconfiggere l'evasione, perché quei 200 miliardi di evasione riguardano tutti e i sindaci non possono far finta di niente, perché l'evasione si annida dentro i comuni, perché tutti i piccoli centri sanno chi fa una vita, come la fa e che tipo di tenore ha. E l'evasione si sconfigge prima di tutto con un senso civico da parte nostra, perché dobbiamo denunciare chi vuole fare il furto, dobbiamo denunciare chi non ci crede non ci chiede la ricevuta, perché la dobbiamo piantare, perché qui non ne usciamo, Fermo lì Vincenzo, aspetta un attimo Giorgio, andremo a chiedere il credito, ci verrà dato, perché il credito ci verrà dato. Non è in discussione questo, è in discussione un altro elemento: come faremo a pagare. E quando il sottosegretario Baretta dice che nella normalità il 92% paga, non siamo nella normalità. Rischierà di non riuscire a pagare il 50%. Fermo lì, Vincenzo Marinese, fermo lì perché poi ritorno. Allora, ritorniamo da Bertin. Cosa ne pensa di quello che dice Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria di Venezia? Se è d'accordo, poi anche vedevo che voleva intervenire anche Antonino Pittoni e credo che Marco Schiesaro oppure Antonino. Bertin, è d'accordo con quello che ha detto Marinese? Beh, come si fa a non essere d'accordo, perché ha detto cose sacrosante che noi imprenditori ne viviamo quotidianamente. Sì, però io dico anche un'altra cosa, Bertin ha detto che non ne veniamo fuori, Bertin. Io dico... Ha detto che non ne veniamo fuori, è così. Con questo sistema non ne veniamo fuori, ha detto. Appunto con questo sistema, se io impresa devo fare debito perché sono chiuso per decreto legge, esatto, come faccio a rimettermi in piedi? Bravo. Come faccio? Questo è sotto gli occhi di tutti. Penso che non sia una cosa ha ragione, da professore universitario. Io invece dico un'altra cosa, io dico che se io ho reddito zero, perché 2 mesi come fai demagogia? Anche io una vita devo fare debito, cosa sta dicendo? Dopo lo faccio del calendario, 2 mesi del calendario del 2020 devono essere cancellati. Bravo. Perché alle imprese sono stati azzerati e cancellati, non deve anche lo Stato cancellare 2 mesi. E fine, allora si può parlare di una ripartenza, allora si può programmare una ripartenza. Ma la ripartenza, mi scusi, ma non c'è bisogno di tanti geni di Harvard o di che. Basta chiamare imprenditori e l'imprenditore sa dare i consigli giusti per ripartire, per rimettere in moto questo paese. Come diceva Marinese, rimanete lì tutti e due, perché anche qui in studio ovviamente vogliono entrare sul dibattito. Prima Pipitone e poi Marco Schiesaro. Antonino Pipitone. Saluto i nostri co-ospiti, Bertin, il presidente del Confindustria di Venezia. Vorrei dire una cosa, tanto per capirci. Oggi la situazione ovviamente è drammatica, nessuno l'ha voluta, non si può che comprendere, perché io tra l'altro vivendo anche l'attività professionale, tanti colleghi vivono, dico medici, ma architetti, ingegneri che hanno studi professionali, sono in situazioni complicate, voglio dire, non risolve il problema con i 600 euro né con il fatto che la banca ovviamente ti dà il credito, però c'è un dato di fatto, guardate che finché, e lo dico da medico, finché questa situazione della sicurezza per quanto riguarda la salute non verrà messa a posto, anche se dovessero essere aperti i negozi, guardate che la gente farà fatica a uscire e andare nei negozi. Io mi metto nei panni di chi, poveretto, come diceva giustamente Bertini, che capisco perfettamente che è un negozio di chi che ha già magari il negozio di indumenti, che ha le collezioni già estive e che sono in casa che non può vendere. È un dramma enorme, bisogna ovviamente trovare le situazioni per venire incontro e far superare questo momento drammatico. Quando Matteo Renzi qualche settimana fa disse quello che stanno dicendo gli imprenditori adesso, troviamo già la strada per dare già un
indicazione di come si può uscirne fuori, di come si può pian pianino far ripartire questo Paese, è stato insultato da tutti. Quindi io sono d'accordo che bisogna trovare già anzi avremmo già dovuto comunicare agli imprenditori quale deve essere in linea di massima la strada, però d'accordo con quello che sta dicendo questo va fatto ovviamente in una situazione di estrema sicurezza, perché guardate, se questa situazione, se queste 2 settimane che abbiamo ancora di stare chiusi in casa non risolve il problema economico, il problema di salute, il problema economico purtroppo non potrà essere risolto, ma perché la gente ha paura, soprattutto per i piccoli commercianti, soprattutto per gli artigiani, soprattutto per chi lavora con le famiglie, con le persone normali. È stato Quindi, un'ultima cosa, diceva Bertin... non vedo Bertin che dietro ha delle persone sopra di lui, non so se c'è il collegamento che va diceva con molte Bertin, persone. dice, qualsiasi imprenditore che parla col governo sa già cosa fare, ma io penso che il governo, se non sono proprio degli stupidi e degli ultimi arrivati, si confronteranno con le associazioni di categoria, compresa quella di Bertin. Spero, non lo so, mi risulta di sì. Quindi voglio dire, si stanno facendo tutte le cose per salvare il lavoro innanzitutto, quindi cassa integrazione per tutti, eccetera, e poi ovviamente cercare di rilanciare l'economia. Siamo tutti d'accordo a superarlo. Bertin, la risposta, e poi Marco Non Schesani. siamo nella cabina di regia noi. Non lo so, Bertin, non lo so. Il governo si consulta solo con se stesso. Il governo non questo è prende in Marinese, considerazione questo è Vincenzo Marinese. Prego. Lei vada da Renzi e gli dica di uscire dal suo governo. Il governo non si confronta con nessuno, perché quando fanno dei decreti, e questo è il 7º, e io parlo del Cura Italia e della liquidità. Fermo Vincenzo Marinese. Non c'è un commerciante, Marinese, e non c'è un artigiano, e non c'è un industriale che sia aspetta Giorgio. Marinese, fermo un attimo. Delle 3 l'una, o siamo matti noi, o Vincenzo Marinese. qualcun altro. Vincenzo Marinese, la faccio parlare. L'unica cosa che stavo chiedendo, deve star fermo, perché sul monitor la vediamo che va di qua, va di là. Ho capito che si nervosisce. Le chiedo solo di rimanere un po' fermo. Prego Vincenzo. Prego, ho visto che si inanima. Prego Vincenzo. Io purtroppo non sono nervoso. Sono la cassa di risonanza e lo sfogatoio per migliaia di imprenditori che a Venezia e a Rovigo cubano circa 40 miliardi di euro di fatturato. Noi valiamo la regione Liguria, e così sento tanti altri imprenditori, commercianti e artigiani di altri territori. Non ce n'è uno contento. Allora, nella vita è difficile fare 0 alla schedina quanto 13. Questo governo ha avuto la capacità di fare 0. Zero, perché non ce n'è uno contento. Poi vogliamo dire che il governo vada bene, che il governo siamo contenti, e allora fatemi un regalo. Andiamo a elezioni a giugno e luglio, vediamo quanto questo governo prenderà di voti. Ma è anche facile. Vincenzo Marinese, io credo che con questa emergenza, io sono al di sopra di ogni parte politica. Qualsiasi governo fosse stato al potere, credo che se si va domani alle elezioni avrebbe perso comunque. Le dico io cos'è fuori dal mondo. Fuori dal mondo è che noi abbiamo una situazione economica che sta mettendo sul lastrico tante famiglie, milioni di famiglie. Purtroppo sì. Questo è fuori dal mondo. Ed è fuori dal mondo che in 2 mesi, in un momento in cui tutti dicevamo che il coronavirus avrebbe cambiato questo paese, perché avrebbe fatto capire quelli che erano i valori e soprattutto come riorganizzarsi in un modello economico-industriale, siamo peggio di prima, perché abbiamo avuto la capacità di scrivere in meno di 1 mese e mezzo 500 pagine. 500 pagine di cavilli, cavilletti, articoli, articoletti. E quando sappiamo bene che è uno degli elementi più importanti, più drenanti delle nostre energie
se è proprio la però Vincenzo Marinese, siamo fuori dal mondo quando si fanno dei decreti e si applicano dei coefficienti inutili, 1 a 14, ogni euro ne alimenta 14. Non c'è un imprenditore che abbia ricevuto un centesimo di euro, ma la cosa più grave è che non c'è un dipendente che abbia ricevuto un centesimo. Siamo fuori dal mondo quando qualcuno dice il 50% delle persone che sono in cassa integrazione hanno già ricevuto la cassa integrazione. Siamo fuori dal mondo, siamo fuori dal mondo quando quegli angeli della sanità lavorano dalla mattina alla sera e sono abbandonati a se stessi, a tal punto che, come fa lei, dottore, si porta la mascherina in tasca, se la mette dentro la sua tasca la mascherina, perché poi domani mattina magari la deve riutilizzare. Siamo fuori dal mondo perché Vincenzo Marinese, fermo lì, perché ci hanno fatto credere di poter stare a casa, di poter stare sereni, perché c'era uno Stato efficiente. Esatto. E siamo peggio di prima. Siamo fuori dal mondo. Vincenzo che fare debito sia un privilegio per lo Stato e per il privato. Vincenzo Marinese, sei rapido nella risposta perché devo chiudere e devo sentire anche per Bertin. Sul tavolo di lavoro con il governo ci sarà anche Confindustria, no? Sì che c'è, e Confindustria ha un potere importante per quanto riguarda le decisioni dell'economia italiana, non è l'ultima arrivata. Queste cose perché non vengono dette nel tavolo di lavoro con il governo e certe vengono attuate? Sono state tutte contro le richieste che avete fatto? Perché mi sembra strano che, mi scusi, aspetti Vincenzo Marinese, Vincenzo aspetti, credo che sia assurdo che il governo non abbia tenuto in considerazione le richieste di una Confindustria italiana. Credo che sul tavolo di lavoro abbia preso in considerazione anche Confindustria e abbia fatto quello che ha potuto, presumo. Al 100% di sì, e ve lo dico con tutta la calma del mondo. Come Confindustria abbiamo fatto delle proposte chiare per quanto riguarda la riapertura, far riaprire soltanto chi dimostrava di rispettare i requisiti per la sicurezza fondamentali. Non si è fatto niente. Per quanto riguarda il Cura Italia abbiamo chiesto di aumentare la cassa integrazione perché il 1.100 milioni non erano sufficienti e ancora non c'è un centesimo di euro in più sulla cassa integrazione. No, è stata data pure a quelle pure che hanno... Abbiamo 3 milioni scusi però, scusi Marinese, se posso intervenire, ma guardi che la cassa integrazione è stata data anche alle aziende che hanno un solo dipendente, non era mai successo una cosa del genere. Forse mi ripete il suo nome, scusi? Pipitone, Nino Pipitone. Antonino Pipitone. Dimmi tutto. Nino, sul coronavirus sono state stanziate 1.150 milioni che sono equivalenti a circa 300.000 di persone. Abbiamo 3 milioni di persone in cassa integrazione. E tutte saranno pagate. La quota che dice lei sui dipendenti, di singoli dipendenti, sono sulla quota della cassa in deroga, che è un'altra cosa. Sì, vabbè, ma comunque tutti sono tutelati. Ma tutti sono tutelati però. Nino, se parlate, fatemi un regalo, parlate con coscienza e coscienza. La cassa in deroga è un'altra cosa, la cassa in deroga è un'altra cosa, la cassa del coronavirus, e sulla cassa in deroga non ci sono i soldi. Chieda al presidente regionale dell'Ascom quanti dipendenti, quante aziende hanno avuto la cassa integrazione anticipata. Ha risposto Baretta prima, ma scusa un attimo. Ma però dice una cosa, nessuno. Sono due cose diverse. Sì, ho capito, ma tutti sono tutelati però, ho capito. Cioè, io ho capito, però no, dico tutti. Sì, ma scusi, allora, aspetti, Marinese, vado da Bertì, poi devo chiudere. Se no stiamo qui fino alle 2 di notte, poi la regia si arrabbia. Vado da Bertì perché siamo qui fino alle 2 di notte. Chiedo a tutti di essere non voglio fare polemica comunque, non è una polemica, non voglio fare polemica. Allora Bertì, andiamo da Bertì. Vorrei dire una cosa, che la cassa in deroga viene data prima di riconsumare le ferie del 2019. Esatto. Quindi chiaramente vengono anticipate sempre dall'azienda, perché un'azienda decide di dare le ferie ai dipendenti, mezze se le possono prendere, mezze le decide l'azienda quando c'è un momento di calo del lavoro, chiaramente. In questo caso noi dobbiamo pagare
le ferie, chiaramente, su un momento dove siamo chiusi. E questo, la cassa in deroga viene applicata di 9 settimane, ma verrà applicata solo il mese di aprile, perché hanno dovuto consumare le ferie. Quindi è tutto un sistema che è stato messo in piedi, dal mio punto di vista, sbagliando, perché quando siamo andati ai tavoli abbiamo sottolineato questa situazione qua. Se siamo chiusi per decreto, il governo si deve far carico di queste cose qua, perché le imprese, il 30% delle imprese, delle piccole e medie imprese sparirà se non viene fatto qualcosa di estremamente, il famoso piano Marshall. Spariranno, e quindi vuol dire disoccupazione, e quindi vuol dire che col cavolo che mettiamo in moto questo paese e il PIL, noi perdiamo un punto di PIL alla settimana. Come facciamo con debito pubblico di queste dimensioni a pensare di riaprire? E quindi cosa farebbe sono estremamente preoccupato, perché Bertini, io cosa farebbe? Fermo, Bertini, da imprenditori che mi dicono chiaramente cosa dobbiamo fare. Abbiamo messo in moto con le nostre confidi, con le camere di commercio, abbiamo provato a mettere in moto e questa settimana speriamo di chiudere questa operazione, diciamo, un moltiplicatore per dare liquidità alle imprese, perché se aspettiamo il governo, aspettiamo tutto il sistema, non riusciamo a mettere in moto il paese. Va bene, siete stati chiari tutti e due, perché ha detto che praticamente le associazioni, Camere di Commercio e tant'altro vi daranno un contributo, vi daranno una mano. Grazie Patrizio Bertini e grazie a Vincenzo Marinesi, chiedo scusa ma il tempo è tirato per tutti e due. Andiamo in pubblicità tra poco. Io capisco tutto.